Si è aperta con uno struggente omaggio di tutta la Biennale di Venezia a Ismail Ivo, vittima lo scorso aprile del Covid, l'edizione numero 15 del Festival Internazionale di Danza, organizzato dalla Biennale di Venezia con il sostegno della Regione del Veneto. Tutto quello che si può e che si deve fare con la danza e attraverso la danza oggi. Al suo primo anno di direzione, Wayne McGregor ha presentato così la nuova edizione del festival che fino al 1 agosto propone in città 10 giorni di attività ed eventi con oltre 100 artisti, tutte prime per l'Italia, 2 prime mondiali e una prima europea. Uno sguardo attento sulla complessità, l'ampiezza e la trasformabilità di una disciplina in continuo rinnovamento, in dialogo con il pensiero più avanzato che concorre agli sviluppi dell'arte contemporanea. La mappa del 15° Festival di Danza Contemporanea si articola in 7 passi o tempi, gli spettacoli dal vivo con coreografi e compagnie da tutto il mondo, le installazioni all'insegna del multilinguismo, le nuove energie della Biennale College, ma anche la ricca produzione di opere filmate sulla e con la danza, le collaborazioni tra le discipline in seno alla stessa Biennale, le conversazioni con gli artisti e le commissioni di nuova danza. Ma prima di tutto ciò, la Biennale ha voluto dedicare un pensiero al grande Ismael, a lungo suo direttore artistico. La mostra a lui dedicata e presentata in anteprima, in preapertura, presenta filmati, fotografie, manifesti, cataloghi, testi ed articoli che testimoniano e raccontano la Biennale di Ismael, dalla sua prima apparizione nel 2002 con un applauditissimo assolo fino alla lunga direzione di 8 anni, dal 2005 al 2012.